È stato rinviato all'udienza di merito il 24 maggio l'esame del ricorso al TAR del Veneto contro l'applicazione della tassa di imbarco di 2,50 € deliberata dal Comune di Venezia e contestata dalla concessionaria Save e dalle compagnie aeree. Su invito della Presidente del Tribunale, le parti in causa ne hanno concordato il rinvio. Ma intanto è sospesa, questa è un'opzione, un'opportunità che ci ha dato il governo e quindi noi l'abbiamo colta perché comunque la città ha dei costi, la legge speciale i soldi della legge speciale purtroppo andranno a terminare nei prossimi anni, quindi sicuramente noi dobbiamo intervenire per mantenere la città e soprattutto la città di Venezia che ha dei costi alti. L'istituzione della tassa era stata definita da Save una decisione improvvisa e improvvisata dell'amministrazione, perché le tariffe a carico dei vettori, sostengono, applicate dagli aeroporti italiani, si compongono di oneri per i servizi forniti dagli scali e di un'addizionale comunale, introdotta nel 2003 e incrementata negli anni, da ultimo nel 2015 di 6,50 €. 5 dei quali versati all'INPS, 1,50 € all'erario che a sua volta ne gira una parte al comune di riferimento. Il rischio concreto per Save è che i vettori rivedano i propri investimenti in laguna, a danno non solo del turismo ma anche delle aziende che utilizzano l'ampia offerta voli dello scalo per raggiungere i mercati esteri. Il sindaco e l'amministrazione però ne hanno sempre difeso l'introduzione. Crediamo che sia una cosa che possa sostenere la città. Poi naturalmente il mercato, io l'ho sempre detto, lo fa la città, la bellezza della città non lo fanno le compagnie aeree, quindi su questo penso di rimanere fermo, rimaniamo fermi.